Che ha un rumore che non è scontato. Che sale un mulin, qualchedun la divelume tutto in moto prima che fosse inventata la curin. E allora queste forze hai date da laghe e aghe di risultati. I prince ons a Samè che sono venuti su dei chiarni e hanno veduto queste abbondanze di aghe, hanno sfruttato un salto in quel caschi di 1,40 m per creare energie, per fare in lungo che i macchinari schi. E che i macchinari schi non sono dati di vivi, ma di vivi per secoli. Fondamentale per il mulinar è che di tigni di voli e a mens laghe, utu per i temporai, utu per i pluis eccessivi. Lui aveva pronto sempre dagli bariduris e soredut al ciala roste, l'argine, per permettere che dome laghe giuste per il mulin, perché non faccia danze. Il resto avveniva come uno sfioro, biars la roe basse che passa da ur dal mulin. Mentre una volta si veniva chi ognuno col proprio sacco si pesava sul decimale, dopo il mulinar lo portava su, lo traversava la sua ad alto, veniva giù e si leva chiese con 2 sacchi di farine, un la farina e un la semole, come invece il scopo dal mulin è che ognuno di noi, al parte chi il proprio sacco, con le proprie capacità, e lo condivide e lo spartisce. Ho credo che io posso dire con serenità, ma anche con gusto, che chi mi ha servito per ripensare la vita. Prima di venire al mulino avevo così una relazione col pianeta abbastanza superficiale. Poi ho incominciato a osservare la natura e ho pensato che per avere una relazione di qualità col sistema natura dovevo fare 3 passi. Il primo era la disponibilità, il secondo passo era lo studio e il terzo passo era la gratitudine. Le foglie di un albero sono sempre diverse tra di loro e dell'anno precedente. Questa trasformazione significa vita. Anche le foglie che consideriamo morte, se le mettiamo sotto il microscopio, scopriamo che c'è un lavoro di trasformazione importantissimo. E allora viene da pensare che la vita non è un inizio e una fine di qualcosa, ma è un procedere continuamente. Il ripristino che è stato fatto a cominciare dall'anno 2000 col progetto Life Nature ha portato alla rinaturalizzazione del luogo che dopo che il mulino aveva smesso di macinare era stato usato dal punto di vista agricolo e gli uomini erano sempre intervenuti su questo territorio ma senza impattare l'ambiente, si comportavano quasi come il resto degli animali che abitavano in questa grande selva lupanica ed era un luogo tutto verde, tutto sia boschivo che di palude, che di prati umidi, di prati asciutti, di olle. Era una rappresentazione della natura grandissima in un piccolo habitat che adesso si cerca in 70 ettari che abbiamo di riproporre allo stesso modo. Mi sento e ci sentiamo partecipi all'opera voluta proprio dalla Regione e dall'Europa di tutelare, conservare queste meravigliose specie di natura vegetali che esistono soltanto qua. Si chiamano specie endemiche. In questo momento c'è una fioritura fantastica di tante specie, anche molto preziose, come l'Armeria elodes, il gladiolo palustre, l'iris sibirica, l'iris graminea, il giglio, l'emerocallis, che danno un quadro di colori meraviglioso ai nostri prati. Siamo così fieri di poter giorno per giorno un po' seguire questo svolgersi della natura e partecipare assieme soprattutto ai bambini piccolissimi, ai gruppi, alle università che vengono qua, partecipare quasi con loro a sostegno di questa opera.